ero una sconosciuta per lui e ha fatto questo gesto in maniera totalmente spontanea e solidale, senza pretendere niente in cambio, ma solo per aiutarmi perché si è preso a cuore la situazione. Gli angeli custodi esistono e sono tra noi. A raccontarlo Giada Collalto, una studentessa universitaria di Montebello, bloccata in Spagna durante l'Erasmus, mentre tentavo di tornare a casa nel caos dell'emergenza sanitaria. Impossibile trovare un volo idoneo. Giada, spaventata e smarrita, incontrava Kepa Mantegi, un giovane tassista in servizio all'aeroporto di Madrid. Gli è venuta questa idea, mi ha chiesto se non avessi mai preso in considerazione il fatto di tornare a casa mia in Italia in taxi e io all'inizio pensavo, cioè, stesse scherzando. Giusto il tempo di verificare le necessarie autorizzazioni. Kepa si prepara a partire. Scettica, non ero molto convinta all'inizio, però siamo partiti il venerdì 10, e senza nessun problema, non ci ha fermato nessuno durante il tragitto. Dopo circa 12 ore, un po' di più di 12 ore, siamo arrivati qua a Montebello, dove abito, e quindi finalmente sono a casa. Davvero un incredibile gesto di generosità ed altruismo dimostrato da questo ragazzo spagnolo, a cui Giada rivolge profonda gratitudine. E anche la sua famiglia che per 2 giorni mi ha ospitato e mi ha trattato come se fossi una figlia per loro veramente. Quindi grazie a tutti.